Calcio e basket in questo numero di A Tutto Pressing. Nel calcio, impresa del Caorle La Salute è andato ad espugnare il campo della capolista Pazzola, la prima intervista del neopresidente Flavio Favero. In prima categoria, terzo successo consecutivo per il Bibione che sogna in grande. È l'anno del Paramaggiore, tra campionato e Coppa i bleugrani in seconda categoria hanno lanciato un chiaro segnale alle concorrenti. Telio Veneto, l'appetito, vien mangiando. E per la pagina del basket, vigilia di campionato per l'Energy Basket Portogruaro. Dalla quarta giornata di campionato il Veneto Orientale è uscito con tante certezze in più. Se si eccettua l'eccellenza, dove il San Donà sta segnando il passo in modo del tutto inaspettato, in promozione prima e seconda categoria sono proprio le squadre nostrane ad essersi ritagliate un ruolo di primo piano. Portoguaro, Caorle La Salute, Iulia Sagittaria e Paramaggiore sembrano aver ingranato la marcia giusta e guardano al futuro con una certa fiducia. In eccellenza dicevamo di un San Donà che sino a questo momento non sta mantenendo fede alle aspettative della vigilia. A Castelfranco Veneto contro il Giorgione i biancoazzurri non sono riusciti a dare continuità al successo con il Nervesa, rimediando ancora una sconfitta e tornando da questa settimana in zona play-out. In riva al Piave non si parla ancora di crisi, ma continuando di questo passo sarà inevitabile. Anche lì a Piave non è andato oltre il pareggio in bianco sul campo di un QDP che sulla carta non avrebbe dovuto costituire un ostacolo insormontabile. Campionato ad ogni modo ancora molto equilibrato e al momento anche abbastanza indecifrabile. In promozione volano Portogruaro e Caorle La Salute. I Granata hanno regolato per 2-0 uno Pitergina dall'avvio di stagione piuttosto zoppicante. La vittoria dei portoguaresi porta soprattutto la firma di Buriola, un giocatore che sta vivendo uno splendido momento di forma. I litorani invece, dopo due pareggi che avevano saputo tanto di occasione persa, hanno compiuto l'impresa di andare ad espugnare il campo di Vazzola, costringendo in tal modo l'11 trevigiano a cedere lo scettro del comando. Sono contento oltre che del risultato anche della prestazione della mia squadra, perché siamo andati lì, abbiamo giocato con personalità, abbiamo affrontato a viso aperto l'avversario, concentrati dal primo all'ultimo minuto, abbiamo anche sofferto in alcuni momenti della partita, però siamo riusciti con lucidità, concentrazione e spirito di sacrificio a portare a casa questo risultato. Vorrei innanzitutto fare i complimenti agli avversari, al Vazzola, perché ho visto una squadra molto organizzata, una squadra con qualità, una squadra di carattere, e il loro campo è sempre un campo molto difficile, molto impegnativo. Poche sono le squadre che secondo me riusciranno a ottenere una vittoria lì da loro. Voglio fare i complimenti a loro. E non a caso avevano 3 vittorie su 3, lo ha dimostrato il campo. Domenica quindi arriva il Conegliano decisamente col dente avvelenato, perché dopo il cambio in panchina non ne ha più vinta una. Il Conegliano è indubbiamente un avversario impegnativo da affrontare, perché ha dei giocatori di carisma, dei giocatori di esperienza, alcuni di loro hanno una notevole qualità, hanno militato anche in categorie importanti come la Serie D, addirittura un paio nei professionisti, quindi è un'ottima squadra. Non stanno attraversando un momento felicissimo, cercheremo comunque di affrontare la partita col massimo della concentrazione e spero con lo spirito che ho visto nei ragazzi domenica scorsa, perché se affrontiamo gli avversari con questo spirito, con questa mentalità che ci ha contraddistinto la scorsa stagione, possiamo veramente giocarcela con tutti gli avversari e ottenere delle soddisfazioni, delle gratificazioni. Quindi noi affronteremo il Conegliano con il massimo rispetto e spero che la squadra butti in campo la voglia, l'unità, gli intenti e il sacrificio visto domenica scorsa. Domenica avrete anche un chiggiato gremito, perché ci sarà la presentazione del settore giovanile, quindi avrete un po' anche tutte le famiglie, che è un po' quello che ovviamente si punta ad avere ogni domenica. Stiamo cercando con questo connubio, questa nuova realtà, di avvicinarci molto al territorio, quindi stiamo creando tutta una serie di iniziative per far conoscere questa nuova società e siamo onorati domenica di poter ospitare tutte le famiglie ed i bambini del settore giovanile gratuitamente a vedere la partita, e ci sarà la sfilata di tutte le squadrette. Prima della partita verranno presentate tutte le squadre, gli allenatori, gli staff tecnici e i ragazzini, e speriamo che sia una bella giornata di festa e di sport tutti assieme.
Un settore giovanile che è sempre più al centro del programma della nuova società, come testimoniato nella sua prima intervista davanti alle nostre telecamere dal neopresidente Flavio Favero. L'ambizione è quella di trovare sul nord-est, questo basso nord-est, trovare di ragazzi nuovi che magari degli anni possono calpestare dei campi anche importanti, no? Quindi il nostro obiettivo, il nostro progetto è di portare avanti questa situazione, di creare un calcio un po' diverso da queste parti, ecco. È stato un parto veramente difficile durante tutta l'estate. È stato un parto che se ne è parlato un po' di cotte e di crude, però cosa vuole? Ogni progetto ci sono i suoi problemi, no? Naturalmente. Ho trovato sia dalla parte della salute sia dalla parte della città di Caorle delle persone che ci credono, delle persone umane, delle persone che credono allo sport, credono ancora a questo sport importante che è il calcio, e delle persone che hanno degli obiettivi che siamo tutti uguali, insomma, di arrivare a certi traguardi. Caorle diciamo che in passato non coinvolgeva tanto pubblico, a differenza per esempio di La Salute. Cosa state studiando appunto per avvicinare la tifoseria caorlotta al Chigiato? Beh, guardi, io non voglio passare del passato, io sto guardando il presente e credo che i risultati e la gente che porta la gente allo stadio sono solo i risultati. E quindi qui dobbiamo essere bravi noi a fargli capire cosa è cambiato, il progetto nuovo che c'è in corso, e portare le persone allo stadio non solo per vedere la partita, anche per avere un momento di stare assieme, insomma, anche per riunire i due paesi che sono vicini e quant'altro, insomma, ecco. E per la città di Caorle, che uno venga anche a Caorle, vede la partita e poi trova su una città balneare e si può farsi anche la passeggiata e quant'altro. Ecco, questo può essere anche la parte del sociale, la parte anche del turismo, insomma, ecco. Dopo le polemiche estive state registrando, diciamo, un cambio di atteggiamento della tifoseria caorlotta, oppure c'è ancora qualcosa che bolle in pentola? Guardi, non è facile, ripeto, non è facile in poco tempo fargli capire alle persone cosa è cambiato, cosa sta cambiando e il progetto nuovo. È più facile spiegargli con i risultati, col tempo, con la voglia di parlare. Poi d'estate ognuno ha i suoi da farsi, adesso che abbiamo più tempo gli facciamo capire anche i progetti come sono, insomma. Credo che piano piano li avviciniamo un po' tutti a vedere lo sport, il calcio a Caorle, sì. Scendendo in prima categoria continua a volare la Giulia Sagittaria. Con quello di Ponzano i nerazzurri concordiesi hanno centrato il quarto successo di fila in campionato, che li ha confermati al vertice solitario della classifica, inseguiti dal Marcon, passato sul campo di una Fossaltese apparsa comunque in crescita nonostante il ruolo di Cenerentola, e dal Fossalta Piave che ha espugnato Ponte Grepaldo. Al terzo successo consecutivo anche il Bibione, l'11 di mister Billy Pittana ha regolato di misura nel derby del Litorale un buon cavallino, entrando da questa settimana prepotentemente in zona playoff. Vittoria meritata, costruita sin dalle battute iniziali, quando Vello ha incornato sotto la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo pennellato in area da Bianco. 3 punti che confermano tutto quanto di buono si diceva del Bibione alla vigilia del campionato, sebbene in riva all'Adriatico si preferisca restare coi piedi ben saldi per terra. Stiamo facendo bene, per volare ne riparliamo tra un po'. Comunque sì, i risultati ci stanno dando ragione e la squadra sta facendo bene. Ecco, una squadra che oggi ha convinto, magari poteva anche chiudere ancora prima la partita, ancora nel primo tempo poteva metterla in cassaforte. Sì, soprattutto a fine del secondo tempo potevamo chiuderla, però è anche vero che i nostri attaccanti si stanno sacrificando tanto e quindi ci sta che magari sotto porta siano meno lucidi. E comunque da fare un plauso a tutta la squadra e sì, è chiaro, se riusciamo a chiuderla prima siamo più tranquilli tutti. Squadra che sta rispettando quelle che erano un po' le aspettative della vigilia. Sì, noi rispettiamo quello che pensavamo all'inizio, nel senso far bene all'inizio, cercare di salvarsi il prima possibile e poi, come avevo detto io, speriamo di essere la squadra a sorpresa del campionato. Intanto però pensiamo ai 40 punti famosi. Visto il campionato fino adesso, diciamo, le squadre che avete affrontato, come vi sembra la prima categoria?
Assolutamente, almeno uno scalino sopra al campionato dell'anno scorso. Abbiamo trovato assolutamente delle belle squadre, anche se devo dire che per ora sono tutte livellate e forse devo fare un plauso in più al Concordia che l'abbiamo incontrata in Coppa e in quel caso gli faccio i complimenti perché è la squadra che per ora mi ha più sorpreso. Per il Ponte Crepaldo è stata invece l'ennesima battuta d'arresto di questo inizio di stagione. La squadra ancora non è decollata ed il 5-2 con il quale il Fossalta Piave ha finito per imporsi, rompendo ogni equilibrio già nel primo tempo, ha posto ancora una volta in evidenza le risapute lacune di una squadra che sinora è rimasta concentrata sul pezzo solamente nel primo tempo, mentre si è sempre sciolta nel corso della ripresa. La classifica langue, lo zero stona più che mai, ma è comunque frutto del campo e per questo deve far riflettere l'intero ambiente biancoverde che per forza di cose deve rimettersi in carreggiata. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Tyros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tyros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tyros in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Per la seconda categoria, settimana piuttosto intensa. Tra campionato, recuperi e trofeo veneto, gran parte delle contendenti devono sostenere 3 partite in 7 giorni. Domenica era in programma lo scontro al vertice tra Pramaggiore e Jesolo, le 2 maggiori accreditate al salto di categoria. Il match ha mostrato la superiorità dei Bleugrana, che hanno regolato col più classico dei risultati, il 2-0 i litoranei, dando un primo chiaro segnale di forza alle dirette concorrenti in lotta per la promozione. Sì, diciamo che domenica è stata una partita importante per noi più che per il campionato, nel senso che noi abbiamo avuto la consapevolezza di essere una squadra ormai già con delle giuste motivazioni in campo, rodata, abbiamo visto la mano del mister, abbiamo visto un gruppo che ha sofferto fino alla fine e ha portato a casa un risultato importante. Poi sicuramente il campionato è lungo, mancano 27 partite e sicuramente il campionato non l'abbiamo vinto domenica, però mettere subito così punti in classifica con lo Jesolo sicuramente ci dà una iniezione di fiducia per il proseguo del campionato. Domenica ci aspetta un'altra partita importante a San Donà, in un campo difficile, con una società organizzata, seguita, con dei tifosi caldi, quindi ci aspetta un campo ostico. Stasera mi sembra che abbiano pareggiato con il Lugugnana, quindi il campionato è difficile e ci aspettano 27 partite tutte quante difficili, quindi non ci sarà nessuna partita facile, nessuno ci regalerà niente, quindi dovremmo guadagnarcela sul campo eventualmente il passaggio di categoria. Appunto, allora nei programmi il salto in prima categoria e poi? Ma sicuramente un passo alla volta faremo i progetti sono quelli sia con lo staff tecnico, con mister Benetti che con la società, un progetto di 3 anni, ce lo siamo prefisso quest'anno prima di iniziare la collaborazione. La prima categoria, se verrà, la società, tutti noi ce lo auguriamo, sarà sicuramente una categoria in cui vedremo il prossimo anno se riusciremo ad arrivarci, vedremo cosa fare. Adesso dobbiamo vincere o comunque provare con la Coppa o con i playoff o direttamente con la prima posizione del campionato arrivarci in prima categoria. La società, secondo me, da 2 mesi che sono qui, che lavoro per loro, che collaboro con loro, è una società che merita sicuramente una categoria, minimo 2 categorie superiori, per organizzazione, per settore giovanile, per serietà e soprattutto per le idee chiare che ha tutto il consiglio direttivo. Sicuramente è una società che merita altre categorie e noi, insieme con lo staff tecnico sottoscritto, tutti i giocatori, dovremo cercare di portarlo dove merita. Pramaggiore impegnato su 2 fronti. Mercoledì è arrivata anche la qualificazione in Coppa Veneto contro un Teglio che pure era reduce da 3 vittorie consecutive in campionato.
Sì, sicuramente la Coppa Italia non interessa perché giustamente siamo tanti in rosa. Chi ha la possibilità di non giocare la domenica è una vetrina importante e quindi oggi giustamente ho dovuto cambiare perché giustamente per un gruppo far giocare tutti quelli che hai a disposizione è confortevole, anche perché se c'è la possibilità di farli giocare la domenica giustamente devono essere pronti. Logicamente il campionato è la cosa più importante per noi, stiamo partendo bene, siamo partiti bene e dobbiamo continuare. Tutte le domeniche c'è da lottare su ogni pallone e lo hanno anche dimostrato stasera perché 8 giocatori che non hanno quasi mai fatto una partita hanno fatto bene, è logico mancava un po' di intensità, però sono dell'opinione che hanno fatto un buon lavoro e sono veramente contento perché vuol dire che sono in sintonia con le mie idee e con quello che voglio io durante la partita. Puoi disporre appunto di una squadra sicuramente di un valore che probabilmente è superiore a quello della seconda categoria, già pronta per disputare la prima. Beh, la società ha lavorato proprio sotto questo aspetto qua, sappiamo bene anche noi che il calcio, ragazzi, la rosa sì ce l'hai, però ogni domenica bisogna andare al massimo di quelle delle nostre possibilità. Io sono contento perché mi hanno dato a disposizione una gran rosa, l'importante è fare bene e l'importante è che ogni domenica diamo tutto quello che dobbiamo dare, perché sicuramente se diamo tutti, gli altri sono più forti di noi, tanto di cappello, però prima bisogna dare tutto. Sì, diciamo che comunque i nostri ragazzi sono comportati in maniera egregia, ho fatto girare un po' la squadra perché giustamente domenica abbiamo un'altra partita importante. Per la società è stato bello passare il primo turno e naturalmente siamo venuti per fare anche la nostra. L'unica cosa che mi è un po' dispiaciuto è non aver potuto usufruire della piena rosa per problemi fisici, e comunque i miei ragazzi sono comportati bene e abbiamo perso di misura e questo è importante per noi perché veniamo da una serie di risultati positivi. Guardiamo appunto al campionato, un Taglio Veneto sicuramente rinforzato, pronto a dire una parola importante per quanto riguarda quanto minimo la lotta ai playoff. Diciamo che adesso siamo in un'ottima posizione rispetto all'anno scorso alle avversarie per la zona retrocessione, questo mi fa piacere. La squadra quest'anno si è ringiovanita ancora con ragazzi di qualità e insieme ai vecchi naturalmente cresceranno sicuramente nel tempo, però ci vuole il tempo, oggi domani è un po' difficile prevedere, però insomma siamo partiti bene, sono molto ottimista. La società in sostanza che cosa vi ha chiesto all'inizio di questa stagione? La società quest'anno naturalmente ha rinforzato la squadra, ho più gente di ruolo per poter fare i cambi e quindi gestire il campionato in maniera più tranquilla. Se dopo durante un tot periodo siamo in una posizione buona, ottima, chissà, non si sa mai nel calcio, si può sempre puntare in alto. L'appetito vi è mangiando ed è quello che sta accadendo in questo momento a voi. Sì, speriamo di continuare perché naturalmente lavorare in settimana su un risultato positivo si fa in maniera diversa, molto più con più voglia, con più grinta, determinazione e questo aiuta insomma. Ha rotto il ghiaccio anche il Lugugnana, 4 punti in 2 partite tra il successo Corsaro Agruaro ed il pareggio per 2-2 nel recupero con il Sandonà. Bene la Sangiorgese che ha rialzato la testa rifilando un poker ad una Giustaghese in grossa difficoltà, battuta col medesimo risultato di 4-1 anche mercoledì tra le mura amiche da San Stino. Contrastata invece la marcia del Musile 1000 che sinora sta offrendo un rendimento inferiore alle attese. Domenica si è imposta largamente a Ceggia, mentre nel recupero infrasettimanale con l'Aronese si è inchinata per 2-1 sul proprio campo. In terza categoria la seconda giornata ha mescolato ancor più le carte a conferma della difficile lettura di un girone che di San Donatese è ormai davvero poco. La Vigor, dopo la vittoria all'esordio, si è subito inchinata all'Evolution Team, mentre il Cesarolo ha reagito all'imbarazzante 8-1 incassato nel match d'apertura con l'Altino, andando a vincere in trasferta a Piavon. Pareggio tra Eraclea e Cessalto, mentre il Torre di Mosto ha ceduto in casa al Silea. La prossima giornata vede in programma sfide interessanti, sicuramente utili a capire maggiormente i valori in gioco.
Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Esordio con il botto della SMEC Aule in Serie C Gold. I gialloblu di coach Ostan sono andati a vincere l'intera Vicentina a Due Ville per 45-60. Decisivo il break nel secondo periodo, dove trascinati da un buscaino in gran spolvero, Caorle ha rifilato un parziale di 10-28 andando a riposo lungo sul più 20, gestito poi nella seconda parte di gara. La prima giornata ha fatto già registrare la sorpresa della caduta di Mestre a Montebelluna, mentre il resto dei risultati ha rispecchiato le attese. Intanto ci si prepara al via anche dei campionati minori friulani. L'Energy Basket Portogruaro affronterà la Serie D impiegando la medesima squadra impegnata nel campionato Under 18 d'eccellenza. Lo scorso fine settimana test importante nel torneo organizzato tra la Serie D del Comitato di Pordenone. Ultimo posto, ma a parte questo, note positive dal punto di vista della crescita di un gruppo che in proiezione futura potrà regalare tante soddisfazioni. Era per noi l'esordio in questa categoria, per la prima volta per molti di loro era l'occasione di confrontarsi in una categoria senior contro giocatori molto più grandi, molto più esperti. 3 partite che ci hanno visto di giorno in giorno effettuare miglioramenti importanti. Sono assolutamente soddisfatto dell'opportunità che abbiamo avuto. I ragazzi hanno colto l'opportunità appunto di mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato fino adesso, che è ancora poco in relazione alla parte atletica che fino ad ora è stata preponderante, però si sono già visti dei buonissimi segnali che ci incoraggiano su questa strada e su questa direzione. Era un test a cui ero ansioso di arrivare, perché anche per me è un modo di scoprirli, di conoscerli, in quanto ovviamente li conosco poco e chiaramente i giocatori si conoscono allenandoli, si conoscono vedendoli in situazioni di partita, in situazioni dove loro sono in difficoltà, vedere anche come reagiscono, e sicuramente da questo punto di vista questo primo torneo di Serie D, questo primo saggio di categorie senior ha dato solo ed esclusivamente, ci ha fornito solamente elementi positivi. Per quanto riguarda l'Under 18, direi che questi ragazzi sono già in grado di poter essere annoverati tra le compagini che potrebbero anche giocare per un posto al sole. Sì, questo è il nostro obiettivo, l'esperienza è bivalente, l'Under 18 sicuramente è il loro campionato di categoria dove dovranno tra le altre cose mettere a frutto anche l'esperienza che fanno in Serie D, cosa che magari molti altri coetanei non riescono a fare, quindi io mi aspetto di vedere diciamo quello che si porta a casa la domenica, di vederlo poi durante la settimana con i pari età. Senti, dall'altro della tua esperienza in questo gruppo c'è qualcuno che potrebbe veramente dire un qualcosa di importante in un futuro prossimo? Bah sì, senza dubbio, ci sono alcuni giocatori che hanno delle enormi potenzialità, sicuramente per poter arrivare a calcare palcoscenici di tutt'altro livello a quelli che ci sono qui in zona, quindi dipenderà poi da loro, i mezzi, le potenzialità ci sono tutte, i ragazzi sono estremamente motivati e io per loro assolutamente prevedo un futuro roseo, anzi sono convinto che qualcuno di loro trarrà grande esperienza, grande giovamento da questa esperienza e gli servirà molto, e credo che anche gli altri club, i club di categoria superiore sicuramente vedranno in questi ragazzi dei giocatori su cui poter fare degli investimenti anche per il futuro. E tra coloro che si sono messi in evidenza in questa pre-season sicuramente c'è Martin Lessing, eletto miglior giocatore al torneo Under 18 di Conegliano e ottimo protagonista anche in questo fine settimana in Serie D. Sicuramente l'inizio di stagione è stato un buon inizio sia per la squadra sia per me, anche grazie al premio. Il torneo di Conegliano è andato molto bene e anche l'ultimo torneo, quello senior, nonostante siamo arrivati ultimi, è stato un buon torneo che ha visto un miglioramento graduale di partita in partita. Ecco, siete arrivati ultimi, insomma va anche considerato che avete tutti quanti 16 anni e giocate contro dei giocatori ben più esperti, ma ciononostante anche domenica con San Vito avete venduto veramente cara la pelle e avete anche rischiato di vincere.
Sì, soprattutto l'ultima con San Vito è stata un'ottima partita. L'abbiamo persa sul finale, però comunque ci è servita, ma tutto il torneo ci è servito, poiché questo è il livello che troveremo in campionato. Ecco, quindi soddisfatti tutti di essere rimasti qui a Portogruaro nell'ottica dell'uscita di scena del BBO? Sì, comunque un ottimo progetto, nonostante siano uscite le altre società, ma ci sono tutti i presupposti per far bene. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.